Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Buonasera a tutti quanti. Siamo i vari italiani del martedì sera del nostro canale Talian, Filò Talian Virtual. Edgar Locatelli Marostica è il capo, però con la nostra equipe è sempre con qualchedun a partecipare, aiutarmi perché lei è un filò e non si può far filò senza chiamare persone per aiutare. Ecco, per bere filò, per mangiare, per bere, passarsela come c'era una volta proprio così. E allora qua Serafina Correa, temperatura le fredda.
Piove molto Enzo e tanto, ma stiamo bene, grazie a Dio, a Madonna e tutti i santi, ecco. Ma allora, siamo qua. Con piacere, con allegrezza, come di costume tutti i martedì sera. Un ringraziamento speciale a Valtteri che si casa senza iso sia sul cellulare sia sulla televisione. Non vuol dire importante che stai con altri fin là per le 9:30 all'involta. E in cui avremo un gruppo che viene a cantare delle belle sonate folcloristiche. Ossia, sonate nostre qua, de italiane, vero, de processioni folcloriche. Verrà fuori una bella serata, potete star sicuri. Noi altri volemo ringraziare la Dilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Basso Pancotte, distributore di prodotti agropecuari per tutto il Brasile, Rede de Posti Buffon. A 30 anni in tel mercato e che cresce tanto, e de Silva Giardin, nascesti tutti là e gli è per tutti i cantoni, 88 posti qua a Rio Grande do Sul e 2 a Santa Catarina e gli è gente brava. Abbiamo la Paludo Moda e Stilo che mette su roba da vestire, da calzare, scarpe, roba per il nonno, per la nonna, per la famiglia, per i tusatei, per tutti quanti. La vodka raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha, noi sempre parliamo, che siede a Fante a 50 anni, qua a Flores da Cunha che attende tutto il Brasile, una impresa grandissima de destillati, che abbiamo la Pian Alimentos, rason per can e gatti e anche per pesci, altissima qualità, alta conversione, qua de Paraí, con distribuzione per tutto il Brasile e anche fuori del Brasile. La Bravecto Tusi, lei è un nuovo patrocinador. Guarda, è con emozione che mi parlo di una impresa anche questa tanto grande che la ha una capsula, sì. È come se fosse una balottina di rason, te che dà al can e lui mangia de gusto, che guai, sa neanche quanto. E sta distante da lui per 120 giornate, carapati e puldi. Ecco, questa la Bravecto, un prodotto che te lo cati in tele cliniche, ecco, te cati in tele agropecuarie e Pet Shop. Abbiamo anche la modello Penei di Bento Gonçalves, qualche tipo di Penei, Bridgestone e Firestone, per auti, camionette, camioni, lini, fuori di strada, agricole, come che te volti, 3455 e mezza 500, prefixo 54 qua di Bento, per Serra Gauscendo che te volti. E abbiamo anche un altro nuovo patrocinador che è Fornari, Cidadania Italiana. Ma che piacere da parlare! Oscar Fornari che ha un scrittorio a Sarandì che fa la doppia cittadinanza. È l'insonio di andare in Italia, di star là, di studiare, da conoscere. Ecco, come che te volti liberare, che sia ben adeguato per stare il tempo che te vuoi con la doppia cittadinanza dentro del nostro programma. Parleremo meglio. Mi vera che sei cosita. Mi chiamo qua Marigno, nostro compagno del programma. Vieni, dai, buonasera sta gente. Buonasera. Buonasera. Ciao. Stivaletti baspan come in coi non Ma che meglio. non che ne meglio cosa. Un freddo qua non altri in coi qua a Serafina Coretta. Manco che qua in cantina, perché no, quale caldo. Qua mi sembra quale quasi caldo, sudare. per amor di Dio, toccare il fogone. Ma là fuori che ne una garrua, un ventin freddo che strapassa le Anche a persone. Serafina Sì. fa freddo e spiovesina. Ecco, proprio così. così. E poi parlando Marostica. In freddo. Ti conto una storia. Ma avanti che tu pare ciacche da mangiare. Opa. Ma abbiamo gente, una muccia qua a parlare da mangiare. Un piatto che mi non so se la turma che viene a cantare che mangia ancora. Ah va? Polente costelletta de porco. Maria Santa, sicuramente che non ha mai visto. Mica idea che no. fa dica aver visto ancora. Polente costelletta del porco. Ma che ne un'altra cosa anche che idea sì, che costaelo. Fortaia. Ah, con Fortaia. Ovi, 2 ovi cada un megadita marostica a mettere dentro fortaia. Però, 2 ovi. Sì. Una pezza di formai. Isto. Intera. Proprio. Spinafre del Popeye. Per restare come Popeye. Sì, del nostro orto qua. Sì. Seule. Senza agrotossici importantissimi. Senza niente. Seule. Ecco. Dopo che sei bacon. Bacon, che è lardo. Lardo. E un po' di temperi, tipo salvia. No, parlare perché sennò dopo. È un segreto del buon cuciniero mi avere del giugo tutto quanto intero. Ma mi conta
una storietta, ma verità è. Ma sì, lei perché è freddo e scuro. Sì, a contesta con me papà è un grande amico suo. Ah, yeah. Sì. E te sai che come in quei giornate brutte, fredde, garroa, dove vetto? Sì. Bodega. Che c'era mia la pandemia. Che pandemia. Che pandemia. Dopo lui era Ma quanti anni ero? Metti via 30. 40 anni. Le 21 anni che mio papà è morto, è stato ben prima. Sì. Allora andati sta bodega, quando si aveva una bodega che chiamava bodega di Teixeirinha. Ah sì, Dalagnol. Ecco, Teixeirinha Dalagnol. E che era Bramo Dalagnol, che era pupà di Teixeirinha. Ah, yeah. Sì. Pupà. E me pupà, tutti i dindi là, beve il traghetto e dopo, da bocca della notte, appena scuro, Casa. a casa. Ecco, ma allora che di là Bramo, aveva Chevette, c'era di auto. l'Ulghia, sapeva guiare, aveva auto, mio papà poveretto morto senza guiare, non sapeva guiare. Neanche più auto. Mai bio, mai Cavai bio. sì. Cavai, yala. Ma filò che vuol storie, È pronto. Di uscurir al pupà che dita, vedi la Teixeirinha che ti devo che mi va a casa. Bramo che dita, calma compare Arside. Calma che te meno. Sì. Ma pupà ha visto che Bramo Che l'uomo l'era becco. che aveva visto un traghetto de P. No, ma non cuore mia, mi va a pie. No, ha detto che mancaria solo quella. Sì. Freddo, garroa. Passo davanti a tua casa. E tindere a pie. Ma ascolta, il dettaglio. Tu che attraversare? Ah, all'asfalto. La RS 129 che abbiamo qua. E il pupà medo con paura imbarcate sto Chevetin, un GP beige col quarto negro. Il puta merda che eri che c'è poi tutto. Sì. Cioè allora i va che te va e Bramo medo a onde e riva là del trevo. Che dita compare Arside. Adesso mi ti insegno come che si fa fare un trevo. Attraversare l'asfalto. Sì. Pupà che dita ma come Bramo? Guarda qua, smorsiamo le luci. Ah sì, già era scuro. Al gambottonetto Chevette, chi che non capiva Chevette, quasi Sì, tutti. Desliga, tutto scuro. Gadita. Allora adesso compare Pro Avarda, Gadita. Vedi qualche splendor. Qualche non luce. vedi neanche un splendor. Allora adesso attraversiamo tranquilli l'asfalto. Cioè il parte. E chi che dice che Bramo il catta ancora il bottonnetto per attaccare le luci? Cioè, ma l'asfalto era qua e qua così che era un baranco di 3 metri. E il va mia c'ho con una roda qua e che l'altra qua è stata fatta plonfete. E Chevette a gambe alte. Rode alte. E il pupà la rento gordo, mio pupà era più gordo di me. Ma allora l'era Cioè là, e che ne è un vicino, che era Poloni. E ha sentito il baruglio che ha dato un accidente. E viene in qua, cioè il va là, e il guarda. Cevette a gambe alte e sti due vecchiotti, era vecchia vecchiotti, la rento tutti in grumi, mi volumi muoversi. Lui si è spaurato. Ma sol voltare l'auto perché era sì, via. sol che ha dato un tombo. L'aro di due medi mucciaicio e Poloni, fiolli, che ha gritato su pare. Pai, che dite, porti qua a manera! Chi che ne due uomini rento qua? Cioè, Bramo tutto in grumi, la rento che dite, non sti stragame Chevette che non stiamo bene qui, Però è così. Una storia veridica questa qua, non si crede che sia una storia che ha contro se sto qua. Ecco, mi va da il scommisso al mangiare e chiamo Roger, avanti Roger! Mario, capricciate il mangiare. Sì, può la sa. Che l'odor qua. Buonasera Roger! Buonasera Marostica, buonasera. Oh papeta. Sì. Buonasera a tutti quelli che a casa devono accompagnare, devono assistere il nostro filò Talian virtuale. Buonasera Marino, anche che adesso lo fa mangiare. Sì, Marino è il nostro gourmet. Era qua che come in man qua. Ma e lo costa, era proprio due guardare. Qua siete a basso i pancotte, no? Per quello che sono arrivati in ritardo. Mi vuoi atrasare. Sì, qua allora passare un kit. Un kit di utensili. Per farlo, guarda che ma allora lo può fare che mestiere? Che ne è tutto qua. Allora stasera che è una novità. Che è una novità stasera. La conto me? Sì, poi. Sì. Allora stasera, per concorrere a guadagnare, per guadagnare che il mestiere qua, che il congiunto qua. E lo guadagni a casa? È da mandarglielo? Io mando a casa. Sì. Te lo mandi te. Mandiamo, che diamo una maniera, l'altra cattiamo fuori. Ma allora intregala. Sì, la basso pancotte manda. Ecco, per concorrere e per guadagnare quel kit qua, bisogna compartigliare a live di stasera. Primo posto, compartigliare la live di stasera. E il secondo posto, curtir la pagina di Edgar Marostica.
Capito? Del YouTube? No, la pagina del Facebook. Allora, compartilhar e curtir la pagina. E il terzo mestiere tocca marcare 3 amici. Opa! Sì. Bisogna che femo andare che il mestiere qua. Bisogna che cada volta più grande. Allora, guarda qua, il primo è lo che è. Il primo mestiere. È il primo mestiere. Compartilhar, scompartir la nostra live. Ta. E il secondo è lo che? E lo che il secondo? È lo ticket si parlava. E il secondo è curtir la pagina. Curcire. De Garma Rostica. Ta. E il terzo? Terzo? Mestiere? Terzo mestiere? E lo che? E lo che? Certo mia? No. Le compartilhar la nostra live. E l'ultimo. E l'ultimo. Scriversi dote il canale Edgar Locatelli canale italiano del YouTube, canale di YouTube. Canale italiano Edgar Marossica. Punto e basta. Ecco. 4 cose da fare. Allora ficchi lavori lì. 3 del Facebook e 1 del YouTube. Giusto. Che allora va a concorrere. Allora, guarda che bello. Guarda quante cose che ne lì. Un verde garaffe, un verde garafoni, un struca su limoni, un strocanose e un taglia su patatine. Un spacca patatine anche a sezzi. Bella patatine, che bellezza. Pignoi, ecco, così. Va bene. Allora bisogna anche ricordare chi è a casa, bisogna scompartire perché altre persone possono accompagnare, possono vedere il nostro filò. E se te si casa, devi fare il filò insieme con altri, perché te sai che ne tanta gente che fa il filò qua a famiglia sua, a casa sua e assiste il nostro filò. Allora se si devi fare il vostro filò a casa vostra, fai una foto e mandate i commentari, lasciate i commentari della live. Capito? Proprio. Che loro può partecipare e scrive il nome della città dove si deve assistere. Capito? Gavemo de be barzellette, venire dentro vati, passi dentro là, intanto mi parlo qua. Gesè, de be barzellette per contare, sì, tante storie stasera. Gesè, novità stasera, ecco qua. Gavemo partecipazione di diversi tosatei piccinini che va cantare, parlare in italiano, che ancora è l'ultimo dì del mese. Andiamo anche a scogliere un dei tosatei, la produzione scoglie un dei tosatei per dargli regali, capito? Ecco, no stasera, non si scoglie mia stasera, né? Non si fa la scelta stasera. Stasera finisce la presentazione di tutti del mese di giugno e per martedì che viene, sì, sarà chiamato quel che ha guadagnato per fargli la entrega dei regali. Capito il discorso? Proprio così. Mandare un saluto a quei di Sarandì che si ascoltano del programma e altri che si casa. Bisogna che mettei un numero di telefono per fare la doppia cittadinanza. Che noi altri abbiamo un omenetto speciale là di Sarandì che ha un scrittorio specialmente per fare doppia cittadinanza. Oscar Fornari che lui è il telefono 54 metti là 99996 5178 9996 5178 là è il telefono di Oscar Fornari che fa doppia cittadinanza per quelli che vuole andare in Italia, andare a stare là, lavorare, studiare, passarsi là, va bene? Giusto? Buonasera! Buonasera! Cantanti, cioè, guarda, 2, 4, 6, abbiamo impienito il gabbiotto stasera, la cantina è piena qua. Chi che parla qua con me? Ecco allora. Buonasera, bene ti? Buonasera, vai a Mila. Allora mio Maria Caro, vai a Mila. Tipo il cevette. Tipo il cevette di Marignola. Allora che te che parlessi a questa gente, qua abbiamo la camera che ve ciapa altri, te presentessi il gruppo, chi che si, dove che si, cosa che cantè, stai a volontà, il microfono è tutto tuo. Ecco allora, cosita, noi andremo da Villa Maria. La storia è stata il seguente: ora si è visto l'invito di Roger, sì. È venuto a Roma per venire a cantare un po' di musica, vuoi dassa per me, guarda ma stera, te rio? Ah sì! Ciapa soli meglio. Allora il gruppo le sta soli meglio. Soli meglio! Ecco. Scommissiando la via vara le Cauè Siotta, che le fiole di questo qua, dopo chi ne è Jean Girardello, Alvaro Gasola, Divino Siotta, Joel Siotta e me, Alzione Tremea. Ecco, Tremea!
Tremea. Il prete là dottor Riccardo, sicuramente Alberto mio Tremea. parente là che ascolta che avevamo una famiglia grande di Tremè, che avevamo il gruppo che ne Tremè di tutti i cantoni lì, tutti dicono mi assisto sempre, io convidai passiste, tutti che detto assistimo sempre, mi assisto sempre, che n'era gente che era fin preoccupata se era senza energia elettrica. Ah sì, e ne tanta gente che senza internet, senza energia, ecco, noi anche ancora qua possiamo dar grazie a Dio. Ma mi te dimando un'opportunità qua per dare un abbraccio a un amico nostro che è là che ascolta, Chiquinho Maronesi. Chiquinho, come guarda, te godita che venies, sono qua, già mi ha dato per andare a casa sua, ma siamo Chiquinho qua. Maronesi è una anima di una persona, gente buonissima, un grande amico, Chiquinho. Un saluto a Tony anche, ecco, tutta la famiglia, va bene? Giusto così. Allora vatti tutti italiani che canta. Qua che ne dei vecchiotti ero mai là, passavi i 30 becche 2 volte. Cada gamba allora, sito talenti 60 72. Insomma, le tipo il tattoo esconde a Gracia sotto la scorza e lui sconde età. Le entrante ancora. In tranco, sì. E sono a gaita anni becche, sì o no? Tanti anni. Di 10 anni. Ah sì? 62 anni. 62 anni che sono a gaita. E tutti cantano italiano, tutti parlano italiano? Tutti. Ecco. Allora se tutti di Villa Maria? Sì, tutti di Villa Maria. Villa Maria è una città con quanti mila abitanti? 4.500, lì in volta poco meno. Ma lei lì. Ma città buona da star, vero? Oppa, grazie a Dio, pa intanto là i mega mia copà, allora sta buono. Un po' vatti di sapere. Anche qua il nostro programma, le 10 meglio città da andare a star di Rio Grande do Sul. Ho visto il reportaggio in cui, solo che con mia guardare le città. Ecco, ma noi che abbiamo qua in cui vatti di sapere le meglio città da andare a star di Rio Grande do Sul, le 10 meglio, va bene? Ma basta di sciacquole. Sì. Femo la prima. Dai che paia. Femo cosa? Giovanni, Sigo Zago. Vai. Salta fuori il mago con la pipa in bocca, la capella rossa che me fa morire. E la passione, e con lo zigo zago salta fuori il mago con la pipa in bocca, la capella rossa che me fa morire. E la passione, e si fa morire. Salta fuori il mago con la pipa in bocca, la capella rossa che mi fa morire. E la passione, e con lo zigo zago salta fuori il mago con la pipa in bocca, la capella rossa che mi fa morire. E la passione, e si fa morire.
messo il gas sul capello e paia la ghia dell'aria e gli oggetti di un tradito la ghia dell'aria e gli oggetti di un tradito e con lo zingo sago salta fuori il mago con la pipa in bocca la cappella rossa che mi fa morire della passione e con lo zingo sago salta fuori il mago con la pipa in bocca la cappella rossa che mi fa morire della passione e sinto a morire. Con la pipa in bocca la cappella rossa che mi fa morire e la passione e con lo zingo sago salta fuori il mago con la pipa in bocca la cappella rossa che mi fa morire e la passione me sinto amore. Che spettacolo, che maraviglia, Sol che meglio, mi vi domando che adesso vi sentilate al vostro posto, distanziamento, le mascherine, siamo di provare a tendersi picche dammi, è vero che sei così? Filo italiano virtuale, sera a ponte passa per Sora del Rio, allora siamo di passare un momento un poco terribile qua, ma passerà anche a questa, vero? Bisogna essere avanti, tirarsi avanti, mi a perdere la fede, pregare, mi è vero? Ottimiste, mi è vero? Sì, pensate il bene, pensate il bene. E che ne è un dittato qua nella nostra regione che è importante che altri che sì, de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Bahia, che ne è gente per tutti i cantoni. Quante persone se becca di guardare altri qua? Ga passà 1200. Ecco, 1200 persone, e allora mica una frottola di contare. Oh, pazza, eh? Sì. Mezza in brasiliano, mezza in italiano. Allora avanti che si de fuori, avevamo un dittato che dice così, se i negozi va male, il corpo non può patire. Vera, è proprio vera, sì. E allora do che vaga, è così, momenti di allegrezza. Mi sono un'opinione così, è il preoccuparsi. Sì. Sì. Preoccuparsi. Perché preoccuparsi? Se preoccupa, perché? Se non te può fare niente. Colpi, adesso se te può fare, vai e fai. Fa proprio. Vai drio, urta, tira, giuta. Ma se non te può fare niente, è il tempo. Sì. Tutto far che contro il tempo? Se cade piove. Dici che non si ga maridà. Per non essere comandato. Sì. Vera, mi papà diceva sempre che lavoro lì. Ti che tanta paura del tempo, vero? Di quando vai su temporali invece di aver paura per me, paura per te, Maria. Serio? Sì. Ma il papà mi ha spaurato avanti tutti. Quando che viene sul negron là, che viene sul temporale, lui diceva che? Diceva, tu sì, vede che fa su quel tempo, che allora non anti là, te una angustia che si aspetta adesso il metrato la casa, il merabalzo e tutto, viene il temporale, pum, via. Grazie a Dio l'è andato. Dico una cagnetta piccinina. Ma tasi che come ha finito? Di un'altra tronata, due dote il fondo, del buso, la do. E allora lui? E diceva, le indrio il bel. E allora hanno anche paura che te paura. Il pedo le indrio. Dico una cagnetta, una piccinina. Sì. Allora lei la fora, no? La battete a porta che verdo a porta. Allora ragazzi, il posticino da dormire. Ma se trona e piove forte, neanche la nostra bene e la vuol venire da rente sicurezza sicura proprio. Ma ascolta, dai, allora. Ascolta, una volta allora ha dato tanta piova, sì, ma tanta piova e
Ciò, e l'ora ciò, e l'ora pioveva tanto, no? E te una invernada di tante bestie, gabbagna tanto. Umidade. Tanta umidade. E dopo di un 8-10 di dopo, un fazendero, gas comincia a morire bestie. Bagnato, allora le si impiantea a ver cosa che gadato. Bagné le sgarbo delle vacche. Bagné a vacche, ma l'era vacche molè. Sì. Vedel sotto, gas comincia a morire bestie. Ciò l'è dato ad un veterinario. Sì. È arrivato il veterinario ha detto: da star che mi vengo da una guardata, ciappa una camionettona, via da fazenda, bestie, comincia ingenzione, vaccine, agrovet. Una volta che dea agrovet, pentebiotico, sarnatox, sarnatox era per i porchi. È un bagno bianco così pocea rento. Via, no, per comprare a sarna. Sì. Sarnatox. Dica, aveva il comprimidetto quel che te che parla prima. Quello è moderno. Quelli bravecco, quelli è moderno. Cioè, allora arriva là sto Cristian e va che continua a morire. Ma che era una migliaia di bestie, no? Finché che arriva un compare suo. Lei arriva a paccatarlo, ha detto: compadre, parlando in brasiliano, compadre, isso è cosa di mandar benzer. Veterinario non risolveva. No, isso è cosa mandar benzer. Un curandeiro vai melhorar o teu rebanho e a coisa vai andar. Ma sarà? Allora il italiano ascoltare il brasiliano, sarà che è giusto? Ma infatti quando... Sai che gli italiani desconfiai? Quando che te è fede e quando che te occorre, dice che la fede strapporta monti. Proprio? Sì. Ciò che ha fatto che... De che l'esto curandero che ciapo e va. E lui era un uomo ben vestito. Capisco? Camionettone, safe, bestie. Lei era un uomo pieno di soldi. Pa' frente come che avanti. E il aveva una donassa, un 25 anni più giovane di lui. Ma pensate un camion bitrende una donna che aveva. Bisogna fare gli esseri qua culturali. Disegnarla. Con scarpelle. Sì, una bionda di quelle. Modello. Sì. Ma infatti sto compare che ha detto per andare da un curandero e lui ha detto mi capo e va a insegnarci, ha fatto sempre pochi chilometri, carga sulla donna e via. Quando è arrivato il curandero e il curandero ha guardato i occhi e ha detto: io già sto sentendo teu problema, sta morendo molto gado. Então è il seguinte, ha detto: para mim resolver o teu problema eu preciso da tua esposa. Cioè, la era rento a camioneta ela. Lui non sapeva. Eu preciso da tua esposa aqui neste quarto para benzer, sto curandeiro. Para benzer o teu gado, eu preciso dela aqui. Ma lui che aveva vista, che ma va curandero. Cioè, ma il curandero era sguelto. La nasciata il vien con sta donna. 1,92 m. Quando chi è andato dentro del quarto, tutti e due, il curandero ha detto: no signor, só a mulher, Maria Santissima. Il gas cominciò a tremare e gli ha detto così: e olha, fica tranquillo, che è tranquillo il negozio. La mia mandata a tirare giù a roba, tutta a roba, mandata a buttarsi insieme na macca un quarto di 3x3, tutto bianco, una candela per canton, petele de rose, sì, buttea via per tutto. Era un cerimoniale straordinario. È un rituale. E che altro là fuori, che tempi là. Dopo area un 38, attraversare cosita, andai in qua in là, ascoltai a porta e noi parlei a niente, soldi deita qui, ajeita là, da bom assim e tintontan e lui un pochettino in qua, un pochettino in cosa fare, là de una schianta, e il curandero, lui sguelto che una bescia, e il gadito, acaricio o teu dedinho del piede, acaricio o teu dedinho para salvar o terneirinho. E che l'altro là fuori avanti in la nascianta il gadito, acaricio o teu pé para salvar todos tetè. E che altro ciò? Ma manco lo rivedeletti i tetè. Vedei e salvi. Che salvai. Vedei e salvi ciò in qua in là. E il gas comincia a pinsù. Acaricio a tua canela para salvar todas as vacas amarelas. Ciò che era un strafurmino di amarelle, guarda, poco scure, poco chiare. Lá pinsù. Acaricio o teu joelho
para salvar os boi vermelhos. Era Mila de Rossi. Quei rossi, là, tanti di rossi con la faccia bianca. Sì. Bravo forte, era forte. Quelli proprio del dottor Paolo. E lui si conformava al medesimo tempo, era di andare in sul già. Lá de Las Chantas ele detto, eu beijo essa coxa para salvar as vacas moxa. Senza corni che ne ero strafurmi, no? Era tanto che ha detto mega salvare anche le vacche senza corni, ma guardando che le devo arrivare. Perché te la coscia. Quando lei arriva, penso, ele ha detto, eu beijo a virilha para salvar todas as novilhas. Le novilhe, allora pensa alle mande. Che altro là fuori. Allora ha detto, eu beijo a virilha para salvar todas as novilhas. E lui che tira fuori il revolver, e gli ha dato una piada a porta del gas, gli ha dato un tiro in su, gli ha detto, o boi zebu e a vaca preta, pode deixar morrer. Buona ragazza, buona! Roger, vieni che mi dai a polenta di attaccarsi. Abbiamo di andare a su banda de lá a Santa Catarina, lá del litoral de Santa Catarina, Ciúma, lì. Andiamo la banda Nicola Gava, Nova Venezia, che lui fa una live culturale il giorno 10 di giugno. Del Facebook BMNT, Baú Comando Tanto. Ecco, allora un saluto a Nicola Gava e a tutti quanti là di Nova Venezia. Ecco, anche che mandiamo un saluto a quei di Sananduva, che di il giorno primo fa anche loro in live 30 anni del programma di Radio Sananduva FM. Ecco, è il programma Italiani Buona Gente. Un saluto a tutti i programmatori là, che di man loro va a essere trasmesso al Face della Radio Sananduva alle 8 di man de sera, giusto così? Ecco, e adesso andiamo a vedere un video di là di Sananduva, che la sei la Claudia Favin, a Alvaro Saggiorato e Luis Bogoni, che anche a loro fa un programma di radio là a Sananduva e spiega meglio. Vai! Buonasera! Qua allora direttamente da Sananduva, Rio Grande do Sul, rente il filò virtuale di nostri amici Edgar Marostica, Marinho e Roger. Mi sono Claudia Favin e i miei compagni. Mi sono Alvaro Saggiorato e Luis Bogoni. Apresentiamo allora tutti insieme, tutti i sabati mattina dalle 7:30 fino alle 8:30, il programma Italiano Nostra America, in la radio comunitaria Apuae 104.9. Sananduva è un municipio con poco di più di 16.000 abitanti, si situa al nord-est del Rio Grande do Sul e la sua popolazione è quasi 90% di origine italiana. Per questo, femo gli eventi italiani durante l'anno, femo la polenta in piazza, sempre il secondo sabato del mese di maio, dove il prato principale è la polenta, l'ora che è salame, radici, formai, fortaglia e sempre il buon vino, fatto e servito in la piazza. Abbiamo anche il tradizionale brodo col filo italiano sempre nel mese di giugno. Questo anno abbiamo fatto neanche la polenta e neanche il brodo per conto della pandemia del coronavirus. Ma se Dio vuole l'anno che viene, allora faremo tutti e due gli eventi. Le comunità del nostro municipio, l'interior, come si dice, i nostri contadini, parlano ancora l'italiano. E la comunità italiana, considerata una dei italiani della regione, è la linea non curta, onde le persone ancora coltivano la tradizione, la cultura, la culinaria e il parlare italiano. Perché ancora ha il costume di si visitare, di fare il filò e di portare il mangiare un della casa dell'altro. Allora, è mia solo questa comunità, ma è una di quelle italiane ancora e che mantiene viva la cultura. I nostri antenati venissi da Italia e arrivai a Sananduva per volta del 1875 e ga scominciar a desbravar questo che è nostro tocchetto del paradiso. Volemo aproveitar questo momento per fare il convite a tutti quanti che desideriam assistir per il giorno 1 di giugno del 2020 alle 7 ore della notte assistir alla live di come
comemoração dei 30 anni del programma Italiani Buona Gente da Radio Sananduva con i nostri amici Gusso, Ademir, Carlo e Lidovino. E anche volevo fare il convite perché tutti assiste il filò virtuale che va a parlare tutti i martedì sera del nostro amico Marostica, che sciacola tanto italiani ben anche il contafrotto, le belle musiche, i gai porta avanti il bel italiano per tutto il mondo. E anche volevo approfittare per convidare a tutti quanti che si devono assistere che al sabato mattina dalle 7:30 fino alle 8:30 noi portiamo avanti il programma Nostra America là della radio APUAE 104.9. E cosita, e chi può a sintonizzare della radio, allora varento il site che è www.radioapuae.com.br. Così, allora siamo riuniti a casa stasera per fare una gravazione, allora, per mandarla per il nostro amico Edgar Marostica, e anche abbiamo una cena con tanti mangiari italiani e anche un bicerotto di vino, e allora il vino lo tiriamo dritto dalla fontana, che viene fuori un vino puro, perché abbiamo imparato a fare il vino di uva adesso. Così, e allora ringraziamo per il convite e diciamo grazie e un strucconasso. Ecco, mica ringrazio la vostra partecipazione avanti là di Sananduva, allora che dimani là che c'è tanti italiani. Sananduva è una città bella che vecchia che ha tanti italiani, mi è vera che si cosetta. Beh, mi ringrazio qua la Basso Pancote che ha dei stivai Bass Pan, botta super leve, ultra leve, con che giornate qua non è come andare fuori. Mi va fuori e vengo rento in cantina sempre con i stivai su, valti che si casa, mondo delle vacche 5-6 da mattina con chi freddi qua, le sei un paro dei stivai che se termici anche da par dire, il tiene il caldo quando si freddo e i buoni anche quando che si caldo, allora i termici botta bastante cati in tutte quante le agropecuarie, cooperative, case del ramo. Abbiamo la Dilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, rete de postos Buffon che iede qua, allora 30 anni becche di tradizione, crescimento e attendere bene i suoi clienti, questo è importante. La bandiera Buffon, quando che te vedi, ecco, drivo la strada, fermate, staziona e va rento che te si a casa, che tu capito? Da Stiantisi e Troni qua Serafina Correa, ma avuto che femo cosa. Allora, rete del posto Buffon ne 88 qua a Rio Grande do Sul e 2 a Santa Catarina. Paludo modi e stilo, calzare e vestire tutta quanta famiglia. Se te compri 250 reali avanti, te guadagni una sacola ritornabile, sì, per giuttare il meso ambiente. E anche se te vai a comprare il giorno che te fai anni, te guadagni il 10% di sconto. Che se logge in Casca, Paraí, Serafina, Guaporé, Marau, Sananduva anche e a Tapejara, 7 logge per meglio attendere. Che abbiamo la vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha, no? Anche qua bevemo tanto questa vodka qua, la Z tradizionale, la Z buonissima, costo-beneficio, la Z un prodotto di quei che de più vende della Fante che cade più di 150 prodotti, i sede Flores da Cunha ma attende tutto quanto il Brasile. Pian Alimentos, la priorità a casa tua è la famiglia e la bestioletta d'estimazione, mi è vera che è così. L'Origa è un prodotto che si chiama priorità ma per can grandi, can cei, piccenini,pai gatti, ecco, allora rason per can e gatti e anche per pesci, i sede Paraí ma attaccati in tutte le logge, mercati, pet shop e dell'avanti. Avevamo la modello Peneide Bento Gonçalves 3455-500, licitazione, se una impresa grande ha tanto stock e attende una regione grandissima, anche le proprie borracciarie e rivende dei penei, basta telefonare e chiamarli, rappresentante Bridgestone e Firestone. Abbiamo la Bravecto, che abbiamo con il nuovo patrocinador, e la che sta Bravecto, e la che sta impresa, una capsula che il can e il mangia con gusto, de volentieri, perché ha un buon gusto, ecco, la si saburosa, e la protegge la bestioletta fin 90 giorni. La è l'unico prodotto che entra al mercato che
mantiene per 90 giorni distante dei carapati e dei puldi. Avevo capito? Proprio così. Allora se il tuo cagnetto te va a andare fuori per non giuntarsi con che altre bestiolette, perché te hai paura che il ciappe, carapati o puldi, con questo qua lui è sicuro. Capito? Allora tratta, previne e controlla. Te cati in le cliniche veterinarie, agropecuarie e pet shop. Giusto? E che abbiamo di parlare anche qua de Fornari, che è cittadania italiana de Sarandì. Oscar Fornari, c'ha per la canetta metti do e il telefono di questa persona qua, di questo scrittorio, che i bravi e capriciosi e valti che vi occorre andare in giro, o se no andare de star o studiare fioi, far la doppia cittadinanza, diritto e eredà dei nostri migranti, passaporto libero, andare in Europa, studiare, far mestrado, dottorato, vantaggi finanziari, lavorare legalmente là senza problemi neanche un carta Erasmus, plano di salute, previdenza privata, serve anche curriculum, ecco, e un visto. Se deve lavorare qualche impresa ti dici ma amico passaporto e doppia cittadinanza, se occorre viaggiarmi va ancora domani. Opa, servizio militare, può andare a servire il quartiere e anche forza armata, tutto come che occorre, garantito. Metti do il telefono là, 54 9996 5178 9996 5178 de Sarandì, costruito con asso a quei de Sarandì che devo guardare meno avanti. Roger, vieni avanti. Quanto de Sarandì? Ma Sarandì, guarda città che si deve accompagnare, guarda città. Che spettacolo! E solo per avvisare, per dire, devo passare dei 1500. Becche? Sì, passare dei 1500, che 1200, 1300, ma se persone che piace insieme con altri di portare avanti il nostro italiano. Questo è il principale obiettivo del nostro filò italiano, mi verrà. Dopo un'altra, non so se capi osservare che noi altri proviamo parlare italiano meglio che da, ma che se sarà sempre qualche sbaglio, però è il nostro intuito, il nostro obiettivo, la nostra idea se parlare italiano, mantenere la originalità dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri migranti. Questo programma è per mantenere l'italiano, la nostra lingua, che è il sataron della cultura e godito e poi è Dio. Proprio vera. Allora qua, Marau, Drio Compagnar Nantri, Sorriso Mato Grosso, Curitiba, Eduardo Magalhães da Bahia, Guaporé, Casca, Bento Gonçalves, Sarandì, Nova Roma do Sul, São Domingos do Sul, Vila Maria, cioè la città dei musici, ne maratisi assiste mia. La Porto Alegre anche. Anche, Porto Alegre, Maraviglia, Santa Catarina, Garibaldi, Serafina Correa. Sì, vai. Unione da Serra, Novo Horizonte Santa Catarina, Nova Recim Santa Catarina, Arujá São Paulo, Porto Alegre, te che parlati? Sì. Nova Mutum Mato Grosso, Renascença Paraná, Nova Araçá, Montauri, Alvorada, Uruçanga, Santa Catarina, Struconasso, loro che hanno un gemellaggio con Longarone, l'Alta Italia, del nord d'Italia. Va bene, bravo. Struconasso speciale Uruçanga. Caxias do Sul, São Miguel Paulista, São Paulo, Paraí, 13 de Maio, Santa Catarina, Esteio, Primavera do Leste, Mato Grosso, Paraguay, c'ho finto il Paraguay. Maria Santa. Che bellezza, sì. Se la Neusa Marconi la devo accompagnare, là del Paraguay. Londrina, Paraná, Encantado, Palmitinho, 4 Rio Grande do Sul, Tramandaí, Iraceminha, che è il San Luchi, la devo accompagnare là di Iraceminha, un strogonato speciale a San Luchi, e Vista Alegre do Prata. Qua un pochettino avanti le demo le altre città. Al finale del nostro programma che abbiamo sorteio di un regalo, un kit dei prodotti, vero? Di utilità della basso utensili. E allora chi che vuole concorrere a questo premio bisogna curtire la pagina del Facebook di Edgar Marostica, compartigliare questa live qualche siamo di fare ancora il giorno 30, guarda la data là insieme, 30 del 6, c'è un altro mese di live, Ecco. Che bellezza. Bisogna curtire, allora compartigliare, curtire e iscriversi al canale di YouTube, canale Italian. Giusto. E marcare 3 amici dei commentari di questa sera del filò. Marcare 3 amici, Va bene. Capito? Intanto che i suonatori si pareggia, intanto che Tite vede se Marinho sta bene. Si deve fare il magnar là. Un poema del poro prete Gioan Leonir dall'Alba del libro Stiani in Colonia. Sora la farina del formento. Sapete perché? In cui avanti a finire il nostro programma, Valtrin deve vedere una cosa straordinaria, che è tempo che non la vede più.
che è che noi altri che abbiamo fatto un video di come fare il pan di una volta, impastarlo con le mani, fare il levà con le patatine italiane, metterlo rento tel forno, tirarlo fuori, fare colombine, tutto questo, vatti di vedere. Abbiamo passato una giornata intera a casa di Accomare Marudì, Giuliatti Tebaldi e Carlo Tebaldi e abbiamo fatto il pan, un di cataresco e tutto, non sti perdere. Qua de nascianta c'è a me persone per vedere la maraviglia di fare il pan come c'era sti anni, va bene? Del Poro Prete, Gioan Leonir dall'Alba, la farina de formento. Lassù, dai vecchi gobi, ancora con la brina, sono stato al mulin per farmi la farina. Lavorando a tutta forza, con moles quasi nuove, con acqua in quantità, a causa delle piove. E fin, bel da vedere, il forte gran rodon die notte in movimento per tutta la stagione. Se che paga un patacon al mulinero Angelin, intanto che il Masena si sciacola un fiatin, bianca come la neve, così pura, così fina, vien fuori dalle mole tamisata la farina. 3/4 abbondanti, una quarta sol de semole, se carga te la mula a sacchi senza remora. E do per la stradetta e su per le rive brutte, le quasi mezzodì capuere bel che sute, domani mattina su schiarir la donna la farà e il pan con la farina con sale con levà e biguli alla sera, i gnocchi fidelini, tortelle, macaroni, lasagne fidelini e quante altre robe si fa col formento, magnari per il corpo e anche il sacramento. La è una provvidenza per tutte le occasioni, farina rento a casa, formento tel casson. E diciamo qua i meglio, no? Sol che i meglio per cantare una bea de una sonadetta, tirevi avanti tusi, passerento, i disea una volta, no? I nostri sonadori, gaita, violon e de là avanti, le sonate che andiamo a fare ancora, le se proprio tradizionali, folcloriche, de belle sonate che tutti quanti che piace, mi è vero che è così, e ancora qua, del nostro programma, le 10 meglio città di Rio Grande do Sul per andare de star. Avevo capito? Proprio cosita, va bene? Ecco, i suonatori delle a posto, sulle gaite, sulle mascherine perché per cantare è paura che se stofeghe con le mascherine su, mi è vero che è così? I va a cantare una sonata, mi domando qua, chi parla un pochettino del frattuccio, cosa che l'è il frattuccio, che sonata è la questa? Chi che parla? Bon, l'è una storia che un uomo che aveva una fiola malata e che chiama il frate per curarla. Ah, frattuccio, il frattuccio viene era frate. il padre, il frate. Ah, credo che in latino una cosa e lui così. che ha dato una benedizione, ma pensate a benedizione. Ma è una lettera spettacolare, mi è vera? Questa sì è. Ascolta, ti ancora ti fai programma italiano? Sì è. Ce n'era ancora che ti giunta qua? No, questi no. Nel Bolis de sulla città di Marau Ah che mi sì, giunta. Jatir Bolis, le mie parenti con la va insieme con un strugonasso a quei di Marau, Ecco, tutte le domeniche a radio a Villa Maria. Isso, tutte le domeniche mattina, da 10 fino al mezzogiorno. Ciaro no ciaro, ciucchi no ciucchi. Sempre là, colpi se dorme il sofazetto un pochettino. Ah, ma fa parte. Ma vai, vai. Allora, il frattuccio. Ecco, mi approfitto che mandiamo di nuovo a Chiquinho, che lui mi ha mandato messaggi che le radio ascoltame. E mi e lui siamo stati quasi frati, patri. Serve studiare 2 anni insieme del seminario, ciao. Manca poco. Manca un 8 anni per star preti, ma che abbiamo scampato correndo. Vantilo. Eccolo. Aveva un'amorosa che la teniva in cara e non sapeva fare per andarle a ritrovarla. Vestito de cappuccino mi sconviene andare, vestito de cappuccino mi sconviene andare. E ho battuto la porta della Rosina in cara e che domando la carità. Frattuccio, bel frattuccio, non sta a farmi da godire, che mi con la fiola in letto la me vuol morire, che mi con la
Vieni a confessarla. De un frate confessore. Venite a confessarla. Ho sentito ste parole, valorento sulla porta, vado sotto il sole e la prende per la mano e la prende sul cordon, e che dentro de poco tempo che daremo la solvición, e che dentro de poco tempo che daremo la solvición. La solvición le data, il cappuccin va via, la fiola la si alza, cara mamma son guaria. Oh bene Dio che il fra, e con quel cordon che il ga, e mega guariu la fiola l'era in let mala, e mega guariu la fiola l'era in let mala. Vai capo i 4 mesi, la luna va crescendo, che mal sarà lo stato, il frate quel convento. Oh male Dio che il fra, e con quel cordon che il ga, e nega tradiu la fiola l'era in let mala, e nega tradiu la fiola l'era in let mala. Vai capo i 9 mesi, che è nato di un bambino, e il sommeiava tutto, quel frate cappuccino. Oh male Dio che il fra, e con quel cordon che il ga, e nega tradiu la fiola l'era in let mala, e nega tradiu la fiola l'era in let mala. Aê, che spettacolo, che bella, il frate, dir cosa. Va bene, ascolta, che avevamo detto prima, no, altri qua, che coi altri in de saber, le 10 meglio città andare de star qua te Rio Grande do Sul, e Serafina Correa, lei in medo ciò, no, altri qua, che avevamo una città buona da andare a star, sì, e siamo la capitale nazionale del italiano. Allora abbiamo un cristiano che ha fatto, lui si chiama fondatore e creatore di contenuto no canale Mais 50, che è Dimas Moura, che va a parlare, Josiel, metti su questo omenetto qua a parlare sopra la città da Serafina, vai. Olá pessoal, espero que estejam bem. Há algumas semanas eu comecei uma nova série dos melhores estados brasileiros para morar. E hoje é Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul conta com 497 municípios. Para a seleção dos 10 melhores que eu vou apresentar para vocês, eu estou usando o índice da Firjan, é um índice mais atualizado que o DHM, são dados de 2015. Eles verificam expectativa de vida, saúde, educação, renda, dentre outros índices. E na sexta colocação, a cidade de Serafina Correia, um pouco mais de 60 anos de idade, 17 mil habitantes, 220 quilômetros de Porto Alegre, e foi considerada a capital do Talian. Talian é um dialeto do norte da Itália, então na cidade é falado o português e o Talian também. Va bene, lui parla di dialetto che si parla qua nella nostra regione. Per dirla giusta non si più dialetto, il nostro italiano si resta riconosciuto, vero? Per il Ministero della Cultura, per l'IFAN, come lingua, vero? Ecco, allora è un patrimonio immateriale. Noi altri siamo una lingua e tutti quanti lo sa. Tanto parlata, o meglio, la seconda lingua più parlata qua del Brasile è il nostro italiano. E perché italiano? Perché è la mescolanza, è la mistura di tutti os dialetos che os nossos imigrantes trouxeram consigo da Itália quando vieram do norte da Itália. Muito bem. Então, as cidades Vale Real, em primeiro, Lajeado segundo, Campo Bom, Mato Leão, Mussum, Serafina Correia em sexto, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Gramado e Picada Café. Ecco, le 10 meglio città da start Rio Grande do Sul. Va bene? Diamo ai nostri patrocinatori. Ecco, quelli che dà forza al nostro programma. Vai! Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Somos a Buffon.
Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Adionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Maravilha, no? Così, i nostri patrocinatori. Ma noi altri adesso andiamo a Santa Catarina, perché anche là loro parla italiano. Aliduino Zanella, un grande amico nostro, maestro, maestro del italiano, lui va a fare un invito per quelli che vogliono imparare a parlare italiano. Vai! Buonasera Marostica, capo del filò virtual italiano. Mi sono Aliduino Zanella, ti conosci, Auguri un'altra volta di questo bellissimo programma tematico della cultura italiana. Adesso domando permissione per divulgare un corso di storia, cultura e lingua italiana promosso per FEIBEMO, progetto dal Ministero della Cittadinanza PRONAC 1925-92. Scomincia lunedì, giorno 6 di luglio, dalle 20 ore alle 20 ore e mezza. Per fare l'iscrizione, anche quelli che sa parlare, può fare l'iscrizione. E quelli che neanche tanto sa parlare, e quelli che non sa niente. Quanto più persone, meglio per la programmazione della cultura, propagazione della cultura italiana e la sua lingua. Allora domando permissione per divulgare il tuo filò
virtual italiano. Allora andiamo dentro del site che va sotto adesso qua. Va bene, così sì. Allora imparare a parlare il italiano. Noi anche abbiamo il lessico, dizionario del italiano anche, che è del poro d'Arsilo Slusato, che a colpi mi telefonano altri perché lo vogliono, altri lo mandiamo via correio, va bene? Cos'è importante noi altri mantenere il nostro italiano, la nostra lingua, mantenerla sana e salva. E per quella noi altri anche siamo preoccupati noi altri della direzione del nostro programma, del nostro filo italiano, qui tu sai te, mi è vero? Chiama Roger qua, perché Roger, noi abbiamo un quadro, vero? Sì, che sei tosatei che parla italiano, tosatei in italiano, capito? Allora se te un tosatei casa, un nevodo, un fiolo, qualche dun, meno di 12 anni, ne? Manco di 12 anni. Fare un video, ma bisogna fare quel telefonino buttà, quel cellulare buttà, non rabaltà, buttà, capito? Ma adesso, sì. E mandarlo qua. Mandarlo qua. Adesso noi devo mostrarvi avanti. Attenzione, crianças. Che vedi qua? Calma. Attenzione, crianças. A Bravecto è una capsula che previne contra carrapatos e pulgas para cães pequenos e cães grandes. Então você for na clínica veterinária, no pet shop, na agropecuária, tem que informar o peso do cachorro. É para 90 dias, é o único produto para 90 dias. Atenção, crianças que gostam de cães, ok? Agora nós teremos um desenho animado da Bravecto. Vai! O único que pode eliminar carrapatos e pulgas da sua casa e do seu pet com uma única dose por 12 semanas. Bravecto. Proteção que aproxima. Wow, che spettacolo, che meraviglia, no? Avevo 3-4 tosatei al punto qua per mostrarvi video, quel che loro fa a casa, e canta, e ride, e scherza, e parla in italiano. Ma avanti, dend'è che se devo assistirmi, devo vedermi, Roger? Trevisan, disi là. Aspetta, sono nel posto giusto? Stai in là perché sennò ti sfinisci. Melone, qua, qua. Devi partito per detto un altro passo, ti sfinisci. Josiele, qua è il mio posto giusto, qua? Lei, sta più muoverti. Più muovermi? Vai. Ora mi resto medo. Stecco qua, ma vai. Dendò. Brasilia, Palhoça, Santa Catarina, Nova Brescia, Xaxim, Santa Catarina, Nova Bassano, Lajeado, Toledo, Paraná. Se sai che là in Toledo che è un fratello del Gasola, che è del gruppo qua, che il suona, per quella che è gente la Dio Sister. Ho visto che bellezza. Camargo, Canoas, Mangueirinha, Paraná, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, Recife, Ipumirim, Santa Catarina, Vitorino, Paraná, Toledo, appena parlato prima, parliamo ancora, Tenente Portela, Frederico Westphalen, Tuparandi, Putinga, Eldorado, Mato Grosso do Sul,
Imigrante, Tapejara, Passo Fundo, São Domingos do Sul, Mato Castelhano, Nova Santa Rita, São Marcos, Brota, São Paulo, Fraiburgo, Santa Catarina, Ivorá, Descanso, Santa Catarina, Joaçaba, Santa Catarina, Rio Verde, São Miguel do Iguaçu, Paraná, Ipiranga do Norte, São José dos Campos, Salto Veloso, Santa Catarina, Arvorezinha, Anca, Dottor Ricardo, Maria Santa, Ilópolis, oh, tu visto? Fagundes Varela, Flores da Cunha, Araricá, Itapuca, Faxinal do Soturno, Ibirubá, Rio Grande do Sul, Veranópolis, São Manuel, São Paulo, União do Sul, Mato Grosso, Montebello do Sul, Lajeado Grande, Santa Catarina, Quilombo, Santa Catarina, Santa Helena, Paraná, Guaratã do Norte. Guaratã del Norte. Oh, tu visto che bellezza? Però senti questo, è il nuovo qua del nostro filò. Barquisimeto da Venezuela. Maria Santa. Venezuelani. Sì, sarà che si dice come qua? Barquisimeto? Ha qualcosa così. Sì, lei da Venezuela. Sì. Bon, il nostro conasso qui da Venezuela. Grazie. Di accompagnare, portare avanti la nostra cultura là. Bon. E Araranguá, Santa Catarina. Bisogna che andiamo in Argentina, che là che ne tanti italiani, mia vera. Ecco, così. Bon. Andiamo a vedere i tosatei. Andiamo a vedere Attenzione crianças, tosatei italiani, chi che viene lì? Bianca Trentin de 3 anni, de 2 lajados. Ascolta. Un vaso? Brava, che maravilha. È un vaso per te, cara. Ma dentro di Dio. Chi ancora? Sì, chiamo il Bruno Silvestrin Bordignon, 9 anni. Guarda te, di quale Serafina? Vediamo. Buonasera a tutti voi. Mi sono Bruno Silvestrin Bordignon, figlio di Odivan e Mariselza Bordignon. Vuoi cantare una strofa della musica? America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel massorin del fior. Ed è una frase che mi porro nonno Fernando me l'ha insegnato. Ragazzi, vut un got de vin. Grazie. Ma questo è il succo. Ah, buon. Mi sembra il un gotto di altri problemi. Chi ancora? Che bellezza. Elisa Comin de 6 anni, quale Serafina. Accompagnate, vedete che bella roba. Quando si pianta la bella polenta si pianta così. Oh, la bella polenta così. Cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si mangia la bella polenta si mangia così. Se magna così, oh, la bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, un istrucon a tutti! Chi ne ancora? Sì, che ne ancora. Luca Sabadin Sordi, de 5 anni. E ancora qua de Serafina. C'è ancora Serafina, si è fiammata in tutto te. Questo qua è mezzo de Serafina e mezzo de Casca. Mezzo. Vai. Buongiorno. Siamo di una tarsura dici. Ancora siamo dici co. Tagliamo di terra dopo l'impero. Guarda che bello. Guarda, quasi imprimivo a cesta. Botemo água del tacho para lavarli. Porque le masca spurti. Fa pesto perché l'acqua è fredda. Mettiamo rento a pignata per cucinarli.
Drio mangiare che è lì? Polenta, radicchio e formaggi. Che tu visto che bellezza! C'è uno che ha fatto un video completo. Ma che ha fatto Catania dei Cicotti, la vai. A me io parte che mi abbia detto che far presto perché l'acqua è raffredda. Ma questo è l'intuito, la nostra idea che insegna. Siamo ecco. Arrivare noi che se voleva. Ecco, che tu visto che bellezza. Ecco. Adesso che c'è un video di Rafael Santin Filippi là de Camargo, il ha 11 anni, guarda che bella roba che gli ha fatto. Dopo tanti anni, i biscottini italiani e un po' rese qua, fatti per la mamma con succo, farina e pane, dopo si sono cucinati. E dà un gusto buono, che fa ogni niente e quasi perde la fiamma. Sarà la mamma che fa, quando i coloni si stia, e ancora la fa. E se fosse biscottini, ricordi i tempi bambini, e quella bella età. Biscottini profumosi, mangiare paritosi, quanto che gaggio tá, copia la fame bambina, a sera e anche a mattina, della nostra italianità. La gallina. Che bellezza Raffaella! E la gallina, perché ho visto? La gallina. Sa che ne è solo uno che ne è Ma che ne era un punaro piena! Che bellezza dei biscottini. Sì. Allora auguri al nostro amico Raffaele. Adesso che siamo il Vicente Possebon Triches di 2 anni. 2 anni? Sì, siete casca. Ma guarda che bella roba che ha fatto. America! Ai Vicente! Bravissimo! Tutti gli altri, tutti, no? Tutti. Che bel mestiere! Ecco. Anche qua a Serafina, dentro di pochi giorni, andiamo a annunziare, far sapere che sarà corso d'italiano per niente! Che bellezza! E tu che ti sei casa Drio Vardar e Drio accompagnare il nostro filò e Drio fare il filò a vostra casa insieme con altri. Se te vuol mandare un video del tuo fiol, del tuo nevodo, del tuo nettino, parliamo in portoghese, ora tutti capiscono. I nipoti, stega un nipote, un netto, giovane, se te vuol mandare il video, ricordare che è il principale. Far il video col cellulare buttà, così tavara, non in pie, buttà. Bon? E mandare il video per il telefono 54 99909 5476. Giusto? E lo cosite il numero? Sì. Bon, allora mandè il video. Ma non sti perdere tempo, qualche cosetta, dopo noi altri qua editiamo, che abbiamo una equipe di produzione qua, caro, che mi costa una fortuna, ma bisogna dare lavoro. Ecco, e un'altra cosa che potremmo mica smentegare, Marostica, ora qua, che in coi abbiamo il sorteggio, so che il sorteggio va mia fatto un coi. No. Perché non abbiamo il nostro tempo, potremmo mica passare via tanto del nostro tempo, capito? Sì. Allora di man, quel che guadagna il giugo, quel che abbiamo mostrato prima, dei utensili, di man altri postiamo te a pagina di Edgar Marostica, capito? Capito? Sì. Bon. Va bene. Va bene perché sennò brusa il Marino, diciamo certo che mi brusa. I suonatori, può venire avanti che femo una bella una sonata e dopo della sonata avemo una barzelletta, una storia, una frottola. Mio Marino, vero Mario? Là chi fa da mangiare una storia, una frottola, la femo qua di una santa, ma pensate una frottola, no? E anche in seguita che c'è il video del Pantusi, un spettacolo di vedere come che una volta il fe al pan del forno con la paia, con la scoa, tutto come che c'era una volta proprio, che avevo capito? Ecco, e noi altri che abbiamo qua il gruppo Sol che meglio, che va a cantare una sonata, mica mai sentito dire, Bello de Pino, chi che parla? Bello de Pino. Bella Alpino. Bella Alpino. Bella Alpino. Bello de Pino. Bella Alpino. Sì, adesso sì. Ma non vuol dire, vuol dire. Tutto perdonare. Chi che la tira? Meu bel Albino,
mica scambia i colori. È stato il fumo della metraglia che mica scambia i colori. Bravissimi, ah! Questa gente suona, bravi, ah! Mi mega piace sto folcloriche proprio, ah! E Marti che viene, Neusir, Gilmar e Neymar. E Neymar è il gaitero Balbinot, no? Qua viene animar Marti che viene chi è qua de Serafina Correa. Sì, o casa, era per contare una barzelletta adesso, ma Marigno è là, finché in mezzo a polenta che ha detto un piano, ora lui viene qua a aiutarmi con la frottola, ma dopo, adesso andiamo a vedere il video del pan. Come che se fa il pan una volta, proprio, in nome de Basso Pancote, Adilnet, Rede de Postos Buffon, Loja Aspaludo, Vodka Raisca, Pian Alimentos, Modelo Penai de Bento Gonçalves, Bravecto, un prodotto per can contra carapati e puldi. Ecco, questi sono i nostri patrocinatori e anche Fornari e Scrittorio per fare la doppia cittadinanza di Sarandì. Andiamo a vedere il video, vai! È il pan, è il sacro pan, è il pan del miracolo di Gesù Cristo, dei pesi, ve penseo, è il pan del formento, della spiga del formento, è il pan che i nostri antenati hanno passato voglia di mangiarlo perché l'era misurato, non era la volontà. È il pan fatto del forno che la nonna l'andeva nel suo sistema di fare il levà a casa, tutto questo. Non altri in cui devo mostrarvi come che si fa è il pan nel forno. Vero? Io sono la Pillina e poi vi insegno a fare il levà del pan. Allora bisogna una patatina italiana cruda grattata. Adesso la semo di una banda e è importante che ci abbia un viero più grande di quello dei cucumeri. E allora che mettiamo dentro 2 bicchieri di acqua tepida, mornetta, 2 bicchieri, 2 cucciari di zucchero, 1 cucciaro raso di sal e adesso completiamo con le patate. È importante smischiare bene. Non sararlo bene, solo metterlo in cima perché non vuoi ed assar per 7 giornate. Dopo delle 7 giornate si ciappa più o meno metà dell'acqua e se lo mette via. Pardo parar 2 cucciari di questa acqua a cada chilo di farina. E questo è la sommensa del levà e per mantenerlo sempre è soldontare la medesima misura. Grazie e salute! E noi altri del canale Italian siamo a casa di Carlo e Marudite Baldi perché lo riga al forno e ancora fa il pan come una volta, ma avanti di impastarlo devo tor le paie per metterlo dentro il forno. Panoce, vero? Beh, a paia. Sì? Sì. Quanti che intiremo so? Un 10 manco l'idea. 10? Vabbè.
Impastiamo il pane. Impastiamo il pane, ecco, così, sì. Quanti panetti che sta per forno? Anche 20 panetti, ma mi costumo fare di 8, 19 panetti per pane alla volta. E allora daria quanta farina per chilo? Che a quantità di pane? Di 8 a 9 kg di farina. E qua dentro, vedete che? E leva si era fatto il divanti, fatto con le patatine, e allora l'ho fatto così. Patatine italiane. Mezzo, una misura, metà si fa levare e mezzo si mette via per un'altra volta. E che c'è mia la sommensa? La sommensa, Cominciamo? Cominciamo! Lavori lì qualche cosa te volvite giusto, me lavo bene le mani. Ora no compare, sono costumata a fare loro qua. Ah, boh. E quando è che ti vedi che resta pronto, che occorre più impastarlo? Finché fai besighe di aria. Favole di aria? Sì. Dentro. E resta liso. Opa, allora so che va. Guarda che bello liso che Dio resta. Dio resta bene, Sì. Gnocchetto di questi è un pane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Intanto parecchiamo le paie, ecco, bisogna che i piccinini anche a loro fai le colombine. E intanto il pane leva, bisogna assare il forno pronto e parecchiare la legna. Per andare meglio intaccare il fuoco, goccata sulle grimpe. Le legne bisogna essere fine per fare il fuoco. E la legna che la brusa bene per scaldare il forno, no altri de motor scoe, per tirar fuori le bronze e assare il forno netto. Adesso devo cattare scoe, mi giusto Roger? Sì che ti giusto! Tieni l'ora bene qua. E vuoi cattare su bene scoe qua. Guarda che bella scoa! Per nettare il forno e tirare fuori le bronze per fare il pan. Devo fare il pan o andiamo via? Tocca a me scuotere il forno?
forno bisogna che resti bianco per essere buono. È quasi caldo ma se va la paia se brusata. E le colombette siete pronte? Sì, è pronte, guardale qua. E adesso le arriva la ora, il pan è pronto. La comare a sé là con amante la portella per vedere e sentire il buon odore del pan che abbiamo fatto e anche dopo provarlo. Andiamo a vedere. Spettacolo, che meraviglia da vedere questi bei panini di pan fatto di un sistema come abbiamo imparato dalla mamma, della nonna, della bisnonna, ossia dei nostri antenati, dei nostri migranti che quando arrivai qua a Rio Grande do Sul, qua del Brasile, gli ha fatto i suoi primi forni di baro, di mattoni e i fava ogni settimana o cada 15 di fornare di pan, la farina di formento. E allora là ci siamo tirati il tempo con la comare che la sa fare in casa sua di ella con il suo forno 17-18 panetti di pane. Guarda che bello, che maraviglia. Con scartosso, proprio come c'era una volta, va bene? Allora mi vuoi ringraziare la comare, a Marudì, Giuriatti, Tevadi. Comare, grazie per darmi l'opportunità di venire a casa tua a fare quel bel e buon pane. Grazie a Walter che mi ha dato l'opportunità di mostrare il mio pan. Noi qua costumiamo fare una volta al mese, anche di più di volte, conforme alla necessità. Non fa proprio al modo antico, ma fa con le macchine, né? Ma fa così. E qua si piace la vicinanza, si fa brudi di volte, mangiare, adesso no con la pandemia, ma tante volte, tanti anni, si fa 2 o 3 brudi in epoca dell'inverno, allora il pan è buono. E allora tutti che vogliono il pan, tutti vogliono il pan. E anche un altro volevano, sicuro. Allora la comare che mi ha aiutato, ciò che grazie! Che spettacolo, che meraviglia! Una curiosità. Una volta, ma torniamo in Drio
40-50 anni fa il pan l'era razionato. Mia vera Mario? E il pan l'era mia per mangiarlo alla volontà. Tu che attenersi per mangiare pan, eh? Piantete una cesta e la picchia come alto. Era ben più alto di qua. Poi tu sai mia già fa. Che rivia mia. Sì, se passi a roba dolce insieme ma le mal per dargli gusto. Mia vera? Sì. E il pan l'era fatto una volta a settimana a colpi veniva duro. Finché noi finia quel vecchio in maniera mia quel nuovo. Ma se potete de merenda per scuola pan e zucchero. E se il pan veniva vecchio gli buttava un po' di acqua insieme e poi il zucchero attaccarsi. Sì, no altri se metteva una fetta di pan, sucro negro de cana e scendeva sotto te a tornera pimpianetto se bagnia. Per andare ben mangiarlo. De duro che l'era. Sì. N'altra che avevo sentito dire ancora a altri di mangiare pan e bagna. Pan e bagna. Pan e bagna, pan e qualche cosa, pan e naranze, pan pena fatto e ua, pan pena fatto caldetto e angurie. Sì. Ah? Sì. Sì. Pan e panna, fin giorni di ancora mi magno, polenta e panna. N'altra, se il pan l'era fatto a domenica e doppia di sera finì il pan, vendere de mattina polenta. Polenta. Fea polenta mattina, fea polenta mesdì, fea polenta sera, se non era pan per aspettare il sabato per fare il pan. E a colpi sendei in prestito del vicino, che aveva un panetto di pan, principalmente si rivea gente. Rivea gente senza pan. Maria Santa, siamo senza pan. Vizinha, mi imprestiami un panetto di pan. E a colpi rivea l'ama lo goffennio. Ma che non ancora un tocco, portia via un tocco. Prestea medo. Se che non era mia un intero, mezzo panetto in prestea. Le mame, le era, le fava miracoli. Riveva una persona a casa sua di vele. La una il domesdì. Vighetto magnà, no, ma non occorre pensare. Qua. Portaia polenta in 10-15 minuti ma era pronto, disposti a dare da mangiare persone e le persone che andiamo a mangiare erano mie delicate qualche che n'era nessuno era delicato nessuno era delicato ma a quel che è tasi quel che te sei ma a sta minestra salta sta finestra e che due frottole per contare dopo che avevo due sonate per finire. E là chi fa cosita che si pareggia che Dio fa allungamento. Ma allora una frottola tua e una mia. E ringraziamo i 1000 e poche persone che mi esterento anche ancora la tua e dopo a mia. Un vecchiotto mezzo sordo gadita qua mi non vai più son più buon capire niente qua mi tocca andare a procurare andare in cerca di qualcosa che mi fa ascoltare ci ho trovato un specialista che ci ha richiesto era un otorrinolaringista è un nome mezzo dottor Ennio Massolini un che capisce in regge ciò va là fa una consulta vai guarda rento fa che l'esame là che ti viene tutta ti un serraietto là ti fa suonare i mestieri non so neanche capire che si chiama ma è un nome brutto no longo strano e longo ciò fa no che vuol mettere sull'apparecchio c'ho un pianta sull'apparecchio caschiena la goccia intera non sentia pensa meglio in un apparecchio cioè va a casa ma che spettacolo capia tutto tutti che parlea vacche che berea porchi che si ghia era tutto con lui ma lui che mi dita niente a famiglia zitto l'è andato si pianta sull'apparecchio e a famiglia zitto di là che aveva marcato tipo un mese dopo reconsulta tocca andare di nuovo per vedere se l'apparecchio era ben incasciato e anche il mio qua Josiel cioè va là consulta tal il loro gatto che non è il dottore? No, gatto che era dottor Ennio dottor Ennio gatto che mi dà che il vecchio era chi di Marsaro se non mi gano no ma lei era solo a sopare o suo nonno non era vecchio e gatto che dell'apparecchio che spettacolo capisco tutto ma non mi scappa più niente e lui che di mandare e a famiglia che gala piasesto gai dito che lui che dito vara alla famiglia che gumia neanche contagna ancora ma il testamento lo come da becche 3 volte ascolta
mi fa conto frottole. Sì, sì. E allora tanti dicono ma Rostica è umorista. E se no, può dire che mi sono comico. Ecco, sì, comico. Un comico. E una volta che era un cristiano, era là da frontiera e lui era botanico. Di Uruguaiana mi vede. Lì in volta, sì, cioè. E dottor Paolo Massolini era amico per via da genetica. Forte, era forte. E allora ha convidato a andare del Pantanal. Mato Grossense. La pescaria? Pescar, caçar, passear e passarsela 8 di. Quando siamo arrivati là, ecco, tocchi a pagare un valore per avere un guia turistico. Sì, funziona così. Ma allora lei ti dà l'ambi, lei ti dà tutto, ti spiega. E ti mette su il mignocche e l'ambo se te vuoi. Allora non occorre preoccuparsi. Niente. Allora quando noi altri siamo arrivati là, cioè, era un indio. Ah sì. Indio foi contrattato, il parlea. Ah sì, mi parla min ser guia turistico, min accompagnar turista gaucho, io sia tutto del Rio. Vecchi che aveva dato i nomi, tutto là, min accompagnar, min fazer vontade, min conhecer, min salvar vocês, min ajudar, min qua, min lá. Eu ir pescar para vocês. Ecco. E ora ciò che hemos cominciato a pensare, qua qualche tu bisogna che parli compagno dell'Indio. Ah, buon. Sì, perché? Perché se no bisogna capirsi. Sì. E allora che era defanti, godito min a presentare turista para Indio. Che capio con lui ecco, sì. E allora mi godito este ser dottor Paolo medico. Sì. Dottor Paolo medico. Este ser da fronteira. Botanico e min ser marostica comico e l'indio le salta su e ha detto min ser indio salvarcu. Sì, come dice il Tano, che te meda. E si ha tolta di come Ministro l'India. Restai senza guia. Mario, grazie. Mi può finire a polenta là. È quasi pronta. Chiamiamo i suonatori, vieni avanti qua. Che intanto ringrazio qua i nostri patrocinatori. Ringrazio a tutti quanti quei che se venesti qua con altri suonatori, quei del PAN, la Comare Marodia, Carlo Tebaldi e tutti, ecco, quei che hanno partecipato ai video, Tosatei, i nostri patrocinatori, ringraziamo la Basso Pancote del Stival, Baspan, il meglio Stival che ha in il Brasile, la Dilnet, provedore di accesso internet con tecnologia e fibra ottica, Rede de Postos Buffon ha 30 anni, attendendo bene e crescendo gran tanto perché fa pulito e presa tanto i suoi clienti, la Paludo Moda e Stilo che veste e calça toda a família. Ecco, 7 loje quanto a nostra região há anni e anni. Com terivi dentro é impossível me acatar la peça que te vem cerca. Sportiva, social, come che te occorre proprio per tutta a famiglia. Vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha. Roger, vieni avanti. La Piana Alimento da Son Parcan e Gatti e Pesci con altissima qualità e alta conversione. La Modelo Penai di Bento Gonçalves 3455-500 per la regione. Ecco, te puoi fare un orçamento senza compromesso neanche un qualche tipo di penei. La Bravecto Maria Santa, ecco, che è una capsula per dare ai can. Te che dici là del pet shop, della clinica veterinaria, dell'agropecuaria, il peso del can lo vende questa capsula che per 90 giorni né carapati e né puldi, è fantastica, è la unica che mantiene il tuo can salvo per 90 giorni. Gatto capito, telecati in tutta la regione, stato, Brasile intero, qualche posto, no? E abbiamo anche di menzionare qua, sentite che idea di fare la doppia cittadinanza, noi ti indichiamo Oscar Fornari che ha scrittorio a Sarandì del 954, là il prefisso 99996 5178, se no diciamo a che vi passiamo il contatto per fare la doppia cittadinanza. Proprio vero. E veri vantaggi grandi che c'è. Volevo ringraziare a tutti che ci accompagnano.
tutte le città in nome di Araqua, Campobon, Sinop, Mato Grosso, Guarapari, Spirito Santo, Nova Prata, Primavera do Leste, Mato Grosso, Soledade, Cuiabá, Mato Grosso, Novo Barreiro, Silva Jardim, União do Sul, Mato Grosso, Curitibanos, Nova Alvorada, Colombo, Paraná, Coronel Vivida, Paraná, Cascavel, Paraná, Salvador, Gravataí, Rio Claro, São Paulo, il prete Santim, Rio acompanhar. Opa! Ecco, là del Rio Claro, Estrela, Santa Maria, Serra Alta, Santa Catarina, Chapecó, Ijuí, Mussum, Arroio 30 e Umuarama. In nome di queste città vorremmo ringraziare a tutti quelli che accompagnano il nostro filò e vorremmo anche domandare scusa se qualche città non che mi le desto qua o che mi parlare, perché le mie facili, Le mie facili. Passa di 1000 persone, 1000 famiglie, no persone. Siamo arrivati a un picco di 1500 di nuovo, ma sempre a sora di 1000, siamo gran contenti con voi. E se Marostica è una cosa, ho fatto una pesquisa questa settimana qua in Camargo, ho parlato con un, con l'altro per vedere se assistia il filò italiano virtuale e che se famiglie, che se una famiglia là in Camargo che si è riunito martedì passato per assistere il filò in 8 persone, chiede stare insieme a casa qua e a casa te a banda, 8 persone trio accompagnare. Ecco, allora un'altra cosa, un colpo che ne 1000, un colpo che ne 800, un colpo 1500, ma va su, va su, va in rento, va fuori, ma passa di 2-3 mila e di mano l'altro 40, 50, 100 mila che se passa avanti. Allora è importante che la gente che è a casa che scompartisse, che fa che altri amici, quelli che conosci a tempo, sapere che ne questa live, che tutti i martedì siamo qua. Sempre alle 8, del Facebook del Degar Marostica. È importante se che ne 500, che ne 1000, che ne 1, che ne... Nantri vogliamo portare avanti il nostro italiano. Proprio. Ora qua, il sorteio del kit di utensili qua, domani a pagina del Degar Marostica. Ecco. Buon, allora va a essere il ganador, non ti scriviamo a pagina. Un prodotto da Basso Pancote, distribuidora di più di 10.000 prodotti, un è questo, un kit di utilità. Va bene? Che bellezza! Sio Ponti! Oppala! Cantemo che allora? La mula di Parenzo! La mula di Parenzo! La mula de Parenzo l'ha messo su bodega, e tutto la vendeva, e tutto la
Mario, qua che chiediamo ciao a tutti, finimo il programma, ormai è le 10, la ultima, fa finire, vero? Qua, dai. Distante qua un decolato, sì. Va, così. Alla via di Roger, Lì qua. Va bene, Sì. allora marti che viene saremo qua, Neusir, Gilmar e Balbinot, vero? Sì, alle 8. Alle 8 marti che viene del Face Edgar Marostica, va bene? Sì. Cosita? Ecco. Ringraziamo i nostri patrocinadori e tutti quelli che hanno aiutato, quelli che si vengono stirendo, dire che marti che viene non saremo qua e un ringraziamento speciale a altri che si venesti. Ecco. Ecco, allora grazie, poi ringraziare Roger, ringraziare Marigno, Marostica, grazie per l'invito che avete fatto. Se avevamo opportunità veniamo ancora, va bene, sicuramente. Che volete veniamo ancora, mi è vera? Veniamo sicuro. Ecco. E approfittiamo allora mandiamo un abbraccio a tutti qui di Villa Maria che in cui mandea là che sì che era di ascoltare. Allora a tutti i parenti nostri e famiglie. Tuo genero preferito? Mandare sto compra a Mike come Fiola in nome dell'Uri, mandare sto compra. Ma no, che è Michael Boff. Michael Boff. Parente Grande del Maruco qua, sì, de Clovis, le grito manda parla de Clovis. Parente tu. Anche a mio. Ecco. Mi devo mandare anche a me un struccone là a Beppi Russi, che ha mandato il fino adesso. Russi, si che ha mandato un struccone a me, che io retribuisco a lui. Che non si sa cantare sempre là in Cocchero Basso, che veniva a menare il gruppo di Serafina. Non si deve cantare là in Cocchero Basso, si cantare là tutti gli anni. Che bellezza. Abbraccio. La nuova Brescia. Vuoi mandare un struccone anche al gruppo Gira Gira là di Villa Maria, la mia femmina, quella che comanda la casa, la Fatima, a ben maridata, le fiole, i netti e il nonno, anche 86 anni. Oh, che spettacolo. Ecco, e quei che amorosa che fa gli anni in cui che a mia menata a mangiare in volta che venesti qua. Voglio andare a mangiare pizza in ecco, E a tutta la famiglia Siota anche a casa di ascoltare? Ecco allora. Sala di Dottor Rosa también donde antes stiamo là. Ecco. E mandiamo un abbraccio anche al vecchione. Quel che cantiamo adesso allora. Al vecchione. Allora a tutti quanti un strumazzo! Salute figli, morti che Quando il vecchio andava in letto, dava sempre in dormenza, la rilera, la rilera, la rilera. Quando il vecchio andava in letto, andava sempre in dormenza, dava sempre in dormenza, dava sempre in dormenza, ma piuttosto di un vecchio, una bottina di vin bon, la rilera, la rilera, la rilera, ma piuttosto di un vecchio, una bottina di vin bon, una bottina di vin bon, una bottina di vin bon. Per la reccia, ove c'è un volte ven qua, la rilera, la rilera, la rilera. La lottina per la reccia, ove c'è un volte ven qua, ove c'è un volte ven qua, ove c'è appena gamba e lo trai mezzo il sole, la rilera, la rilera, la rilera, la lo ciappa per la gamba.
gamba e lo trae in mezzo al solar e lo trae in mezzo al solar e lo trae in mezzo al solar. Un voto alla campana e che il vecchio le crepa la rilera, la rilera, la rilera. E che un voto alla campana e che il vecchio le crepa e che il vecchio le crepa e che il vecchio le crepa, se le crepa la sé che sia, che il mio vengo le crepa la rilera, la rilera, la rilera, se le crepa la sé che sia, che il mio vengo le crepa.